Mister Iolfo, missione compiuta, doveva essere salvezza, salvezza è stata, con un po' di patema d'animo, ma poi è arrivato quel gol che ha insomma, tranquillizzato un po' tutti. Il patema c'era perché non siamo riusciti a buttarla dentro prima, quindi passano i minuti e ti viene anche la paura che basta una palla deviata, una palla sfiorata per subire il gol, quindi devi stare più attento, portare in fondo la partita. Però a parte 10 minuti e un quarto d'ora nel secondo tempo la squadra ha risposto presente, si è comportata con grande personalità nel primo tempo, aggredendo alto e creando occasioni da gol. E penso che sia giusto merito il gol trovato da Giacomo e soprattutto per Giacomo De Marsi che per fare questa partita ha lottato e ha sofferto molto. Era infortunato, dobbiamo dirlo, adesso lo possiamo dire mentre non l'abbiamo detto in settimana, ha avuto un problema tutta la settimana, si è allenato un po' poco, male perché aveva fastidio ma voleva giocarla a tutti i costi questa partita, quindi lo diciamo. No, ha sofferto e si è allenato a singhiozzo, addirittura ieri non ha fatto niente per precauzionalmente, infatti ringraziamo tutto lo staff medico che l'ha seguito. E poi con Giacomo questa è la seconda vittoria che facciamo ai play-out, era capitata a Savona in Lega Pro e questa a Sassari, quindi doppia gioia. Mister, dopo Anzio qualcuno aveva insomma dubitato sul risultato finale perché ha detto se questa squadra non riesce a vincere lì, una squadra retrocessa, tanti dubbi e tante perplessità, poi si è visto forse un po' in crescendo però la Toros in queste ultime partite. Ma sicuramente io sono arrivato a 6 partite dalla fine, guardando il calendario ragionavamo che servivano 4 vittorie, ma 4 vittorie in 6 le abbiamo fatte poi in 7 partite, cioè la quarta vittoria. Sono tanti punti, se guardiamo la media punti la media punti è quasi da playoff, quindi è normale che uno arriva a fine campionato, una piazza come la Torres che merita sicuramente palcoscenici diversi e ambizioni diverse, quindi la paura di arrivare col braccio corto c'è da parte di tutti, però l'importante è il risultato finale. Mister, a chi dedica questa vittoria e questa salvezza? Oggi è la festa della mamma e viene un po' il magone. La dico a mia mamma che è mancata l'anno scorso e è giusto premio a lei che non c'è più. Gliela dedichiamo anche noi. Grazie mister. Grazie.